Voglio raccontare ai telespettatori come funziona la legge elettorale in Veneto. Ecco, benissimo, questa è una buona idea. Allora, dal momento in cui una maggioranza qualsiasi, anche relativa, passa il 40% dei voti e ha un voto in più del secondo arrivato, prende un premio di maggioranza che fa in modo che abbia 30 consiglieri eletti su 50 in totale, quindi 30 rimangono della maggioranza e 20 dell'opposizione. Qualora il giochino che stanno facendo in questo momento Lega e Fratelli d'Italia andasse in porto, che cosa succederebbe? Quindi fingere di litigare, allora, diciamo, per stanno facendo delle prove di litigio per capire cosa gli conviene fare. Sotto l'aspetto puramente numerico politico, oggettivamente conviene che, alla maggioranza che Fratelli d'Italia corra da sola. Perché? Zaia il 40% lo prende tranquillamente, non è quello il problema, ok? Quindi i suoi 30 consiglieri li fa. Se Fratelli d'Italia fosse nella coalizione di maggioranza, i 30 consiglieri rimarrebbero quelli. Se invece Fratelli d'Italia dovesse correre da sola, comunque una percentuale decorosa la prenderà. Ipotizziamo che prenda il 5%, il 3%, sono consiglieri che eleggerebbe, che diventerebbero il giorno dopo consiglieri di maggioranza. E per fare questo giochino io sono pronto a scommettere qualsiasi cosa che, grazie alla modifica della legge elettorale avvenuta nel 2018, dove gli assessori possono essere presi anche dalla società civile, sono sicurissimo che un paio di assessori, guarda caso, arriverebbero a Fratelli d'Italia come compensazione del rischio di aver corso da soli. Quindi, a livello tecnico, politico e numerico, conviene al buon Bulldog Marcato continuare a fare il cattivone con la Meloni e con Fratelli d'Italia. Conviene, ma è una questione matematica. Ora, sotto questo punto di vista, pertanto, cosa succederebbe? Se Fratelli d'Italia elegge qualcuno, la maggioranza non avrebbe 30 eletti, ma avrebbe 30 più quelli di Fratelli d'Italia, quindi oggettivamente conviene. Se io fossi in Fratelli d'Italia o fossi nella Lega, sicuramente farei questo giochino. Se non lo fanno, è per mere questioni legate al discorso nazionale. Però anche qui c'è un però. Ora, se lo fanno, c'è un ulteriore vantaggio per Zaia, perché Zaia dimostra di essere quello figo, quello veneto, che dice non hanno firmato, io voglio l'autonomia e quindi i cattivoni stanno fuori. Quindi fa il figo, fa capire che lui è veramente veneto e poi così intrippa un altro po' di gente sulla sua linea. È una legittima operazione politica poco decorosa, ma funzionale all'obiettivo. Se vuoi la battuta è il muto che dice al cieco non guardarmi così. Nel senso, bella questa, mi è piaciuta. Nel senso che ora abbiamo un 5 Stelle che parla di truffa, come avevo spiegato io, però è legittimo perché in realtà la legge elettorale è quella, ok? Quando loro stessi hanno fatto di quei tramacci per restare al governo che metà basta. Quindi tramacci? No, infatti perché è legittimo, infatti anche il vostro essere al governo è legittimo. Per me sarebbe come lo dici tu, però è legittimo. Quindi, ora mettiamola così, in entrambi i casi giocano con le regole che hanno creato in alto. E quelle regole, una volta che sei in alto, convengono a chi sta in alto, in ogni caso. Il problema ce l'abbiamo noi, piccoli, che per riuscire a avere una democrazia diretta, per riuscire ad avere una rappresentanza diretta, ci dobbiamo fare un mazzo tanto per delle leggi elettorali che rendono difficile la partecipazione dei movimenti, tra virgolette, piccoli. Perché non avvenga I media sono asserviti al potere di chi sta in alto per connivenze economiche, perché ci sono giornali di cui non faccio il nome che ricevono contributi da chi sta in alto, non certo a chi sta in basso. Quindi se uno in basso dice ma io non sarei d'accordo, quello in basso non ha spazio, perché quelli in alto gli dicono devi parlare solo di me. Poi ci sono quelli comprati da una parte e quelli comprati dall'altra. Quindi quando una formazione politica piccola cerca di venire fuori, il giorno in cui ci riesce è un'apoteosi di risultato, perché ha dovuto lottare contro tutto e tutti. Loro comunque hanno avuto dei contributi quando sono partiti, e quel vaffanculo in piazza che ha lanciato Grillo gli ha permesso di poter avere una ridondanza mediatica, perché evidentemente dei media hanno avuto delle sovvenzioni per creare la possibilità al loro movimento di essere esposti mediaticamente, e non mi si dica di no.